ho partecipato a questa esperienza formativa che reputo veramente molto interessante. Io sono sempre propensa alle novità, all'aggiornamento, e questo mi sembra davvero la disciplina del revenue management mi sembra una disciplina, non so se possiamo definirla tale, veramente pregnante, perché credo che l'approccio al comparto turistico debba essere questo, debba essere scientifico. Non ci si può basare solo sulle percezioni, sulle opinioni, ma appunto sul tema, sul potere dei dati, che è proprio il tema di questo seminario. Il revenue management è già una disciplina che utilizziamo, una metodologia che utilizziamo nel nostro albergo. Abbiamo iniziato nel 2020 proprio in un'epoca terrificante per il comparto turistico, e quindi a noi è sembrata una grandissima opportunità. Ci abbiamo creduto e appoggiandoci alla Franco Grasso siamo riusciti proprio a ottimizzare e massimizzare i ricavi. Credo che questo non si debba fare solo da soli, ogni singolo albergo, ogni singola struttura non va da nessuna parte comunque da solo. È necessario creare una rete, creare una metodologia, una destinazione, affinché questo possa essere veramente utile e possa migliorare uno dei comparti più importanti per la nostra terra e soprattutto per questa zona così bistrattata.